Come ben sapete, la Sacra Scrittura nulla ci dice dei genitori di Maria. È in un testo considerato non ispirato, il Protovangelo di Giacomo, e apprendiamo i nomi, Anna e Gioacchino, e apprendiamo che Anna concepì e diede alla luce Maria quando era già avanti negli anni e per di più sterile. Un destino in qualche modo significato dal suo nome, che significa appunto grazia. Quello che è certo è che la trasmissione a Maria della fede nel Dio di Israele avvenne grazie ai suoi genitori, appunto Anna e Gioacchino. Oggi purtroppo in molte famiglie manca appunto questo, la trasmissione della fede per tante ragioni. La fede non è innanzitutto sentire ad una dimostrazione chiara ed evidente o ad un progetto privo di incognite e di conflitti. La fede è innanzitutto fidarsi di Dio e affidarsi a Lui, rimettere la nostra vita nelle sue mani perché sia Lui ad esserne l'unico vero Signore. La fede non è possesso, garanzia, sicurezza, la fede è resa, consegna, abbandono. Chi crede non avanza nella serena luminosità del giorno, ma cammina nella notte, pellegrino verso la luce. Dicevo che spesso oggi nelle famiglie manca la trasmissione della fede. Ora la comunità cristiana non può, non deve sostituirsi alla famiglia, però non può non sentire l'urgenza della trasmissione della fede in Cristo Gesù. E questo sentire è autentico solo se è accompagnato dall'impegno ad essere una comunità che accoglie con simpatia, con cordialità, una comunità che ascolta con attenzione, con rispetto, senza pregiudizi, una comunità che offre la parola e il pane di vita, una comunità che si prende cura degli ultimi, degli scartati. Ecco il mio primo pensiero. E poi un secondo pensiero. Domani celebriamo la 5ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani, una giornata fortemente voluta da Papa Francesco. Nel suo messaggio in occasione di questa giornata, Papa Leone ci ricorda che agli occhi di Dio i nonni e gli anziani sono segni di speranza e ci invita il Papa ad essere per i nonni e gli anziani segni di speranza. Come possiamo noi essere segni di speranza per i nonni e per gli anziani? Ebbene, prendendoci cura di loro. E questa cura si declina in molti modi, aiutandoli nelle loro necessità materiali, ascoltando le loro narrazioni liete, tristi, le loro parole di incoraggiamento, circondandoli del nostro affetto, tenero e grato. I nonni e gli anziani non sono scarti da buttare, non sono avanzi di vita, sono tesori preziosi da custodire nell'amore. E allora, giovani e anziani, insieme accostiamoci alla mensa della condivisione, che è mensa benedetta da Dio. Giovani e anziani,
insieme prendiamoci cura di tutti, reciprocamente. Se ci accosteremo a questa mensa della condivisione, da questa mensa usciremo migliori, giovani e anziani. Amen. Ci sono due versioni del Padre Nostro, la prima, quella che abitualmente recitiamo, contenuta nel Vangelo di Matteo, e questa seconda, più breve, contenuta appunto nel Vangelo di Luca. La ripercorriamo. Padre. Gesù avrebbe potuto usare altri nomi: onnipotente, onnisciente, onnipresente, Re dei re, Signore dei signori. No, Padre. Sia santificato il tuo nome, cioè a dire che sempre più persone possano riconoscerti per quello che sei, un padre. E spesso non è facile. Di fronte a certe situazioni personali o comunitarie di grande sofferenza, di grande dolore, è difficile questo riconoscimento. Abbiamo bisogno di essere da Lui aiutati, perché a volte, ripeto, è difficile cogliere questa paternità. Venga il tuo regno, il regno di Dio, il regno dei cieli, che non è il regno nei cieli, è il regno dei cieli, è qualcosa che riguarda la terra. Il regno di Dio, il regno dei cieli, è quella società alternativa che Gesù è venuto ad inaugurare nella sua persona e alla cui realizzazione chiede a ciascuno di noi di collaborare. È quella società alternativa in cui l'accumulo, il tenere per sé, cede il posto alla condivisione, in cui il dominio sull'altro cede il posto al servizio a favore dell'altro, in cui la vendetta cede il posto al perdono, in cui la violenza cede il posto alla mitezza, in cui lo sguardo giudicante cede il posto allo sguardo benevolente. Sono le beatitudini evangeliche. Il regno di Dio è quella società alternativa in cui si vivono le beatitudini evangeliche, qua sulla terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Di che pane si tratta? Solitamente si interpreta questo pane nel senso di pane materiale, quello che è sulla nostra mensa ogni giorno. È l'interpretazione solita che si dà a questo termine, ma non è la sola. Qualcuno dice che il pane materiale sei tu che te lo devi procurare e lo devi anche condividere con il fratello e la sorella che è nel bisogno. E quindi non è proprio corretta quella preghiera che a volte si sente recitare all'inizio del pranzo: ti ringraziamo Padre, eccetera, e fa che ogni povero abbia da mangiare. Al povero ci devi pensare tu, ci devo pensare io. Quindi qualcuno interpreta questo pane non nel senso di pane materiale, ma nel senso di pane della parola, pane dell'Eucaristia. Dacci ogni giorno questo pane, il pane della tua parola, lampada per i nostri passi, luce per il nostro cammino, e il pane dell'Eucaristia, viatico, nutrimento nel nostro, a volte faticoso, pellegrinaggio terreno. Perché se no siamo persi,
e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore. Dio ci perdona a prescindere, però se vogliamo fare esperienza della efficacia di questo perdono che Dio ci accorda a prescindere, siamo chiamati a perdonare gli altri. Allora faremo esperienza del perdono accordatoci da Dio. Se non Lui ce lo accorda, ma noi non ne facciamo esperienza. Ci priviamo di questa esperienza. Perdonare è difficile per tutti, umanamente impossibile direi. E allora Gesù ci comanda qualcosa di impossibile? No. Intanto se ce lo comanda vuol dire che non ci è naturale, se no non avrebbe avuto bisogno di comandarcelo. Se ce lo comanda vuol dire che lì sta il nostro bene, e questa è anche la nostra esperienza. Quando manca il perdono, manca la pace del cuore. Se ce lo comanda vuol dire che con il suo aiuto è possibile, con il suo aiuto. Quali sono le nostre forze? No, nessuno ne è capace. E non abbandonarci alla tentazione, cioè non lasciarci soli nella prova. Non lasciarci soli quando siamo tentati di seguire le logiche del mondo che promettono libertà, felicità, vita, promettono e non mantengono. Chi le segue farà esperienza di morte, di inquietudine e di infelicità. Poi Gesù ci dice una cosa molto interessante. Ci dice che c'è una preghiera che immancabilmente viene esaudita. Ed è la preghiera con cui chiediamo il dono dello Spirito Santo. Non so quanto sia praticata da noi questa preghiera, però ci dice quando chiedete questo dono, immancabilmente vi verrà dato. E lo Spirito Santo è il principio del nostro essere credenti. Chi è il credente? Non è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma è colui che assomiglia al Padre che è nei cieli, praticando un amore simile al suo. E che tipo di amore è quello di Dio? È un amore che ci precede, non aspetta che diventiamo buoni per amarci. Ci ama perché facendo esperienza del suo amore possiamo diventare buoni. È un amore universale, da cui nessuno è escluso. È un amore immeritato, nessuno lo merita. È un amore gratuito,